Prima.it. E allora bentornati a Focus TG, torniamo a Vo, dove oggi è stato il secondo giorno del nuovo screening di tamponi eseguiti sulla popolazione per verificare l'andamento epidemiologico del coronavirus in una popolazione appunto chiusa all'interno di un'area blindata come è stata quella di Vo nelle ultime settimane. Ecco il servizio. Ecco, mi sto avvicinando alle scuole elementari dove viene proposto il secondo tampone su iniziativa dell'Università di Padova. Ecco i cittadini di Vo in coda per il secondo tampone su base volontaria. Sono in tantissimi quelli che hanno accolto favorevolmente l'iniziativa dell'Università di Padova, che vuole studiare attraverso il secondo screening sulla popolazione del piccolo comune l'andamento del coronavirus. Cittadini reporter ci hanno inviato questi video per mostrare il loro impegno a favore della ricerca. Sono consapevoli che in questa emergenza il loro sacrificio e il loro isolamento potrà aiutare la popolazione mondiale. Sono andati più in profondità sul naso e anche sulla gola. Vabbè, insomma, però la ricerca scientifica l'abbiamo aiutata? Penso proprio di sì. Si sopporta qualche fastidio, si attende con calma il proprio turno, le operazioni, raccontano, sono più veloci. I volontari, vestiti con tute e maschere di protezione, lavorano senza sosta al ritmo di 1000 tamponi al giorno. Entro domenica si dovrebbe finire. Tra i residenti che si sono sottoposti allo screening anche Marco Calaon, presidente del consorzio Vinidoc. La ricerca è sempre cosa buona, in Italia ci stiamo lamentando tutti i giorni che la ricerca non è a sufficienza, quindi nel male generale è meglio avere questa opportunità e contribuire per questa ricerca che speriamo dia esiti rassicuranti per il sistema. In attesa di conoscere il risultato di questa ricerca, la Regione ha diffuso gli esiti del primo screening sulla zona rossa di Vo. Dal 22 febbraio al 5 marzo sono state testate 2.778 persone, di queste 66 sono risultate affette da coronavirus. 32 soggetti hanno poi ripetuto il test, 4 persone inizialmente risultate positive sono poi risultate negative, mentre 4 persone inizialmente negative hanno poi avuto una positivizzazione. Quindi i totali positivi sono stati 70 su 2.778 persone. L'incidenza del virus è pari al 2,5%. E uno dei corollari di questa emergenza coronavirus è la chiusura delle chiese e l'obbligo di svolgere le funzioni religiose a porte chiuse. Ma domani mattina dalle 11 le nostre emittenti Rete Veneta e Antena 3 avranno l'onore di poter mandare in onda in diretta dalla Chiesa del Redentore a Venezia la messa officiata dal patriarca Francesco Moraglia. A te guardiamo, Redentore nostro, da te speriamo gioia di salvezza. Dopo la celebrazione del mercoledì delle Ceneri nella Basilica di San Marco e della messa dalla Madonna della Salute, Antena 3 e Rete Veneta continueranno anche domenica 8 marzo a far arrivare nelle case dei veneti le messe a cui in questo periodo di emergenza non è possibile assistere di persona. E così anche quella di domenica, che il patriarca Francesco Moraglia celebrerà dalla Basilica Veneziana del Santissimo Redentore, verrà trasmessa dalle nostre emittenti a partire dalle 11 del mattino. Celebrazione ancora una volta a porte chiuse per evitare assembramenti, come da disposizioni ministeriali a cui i vescovi veneti, pur a malincuore, hanno deciso di adeguarsi per il bene dell'intera comunità, disponendo la sospensione delle celebrazioni aperte al pubblico. Anche in occasione della seconda domenica di Quaresima, quindi, ci sarà la possibilità di seguire comunque la messa in diretta da una chiesa molto cara ai veneziani, quella, come detto, del Redentore alla Giudecca. Un modo per far sentire meno solo chi, soprattutto i più anziani, trascorre queste giornate per lo più in casa e per consentire alla comunità dei fedeli di riunirsi idealmente intorno al Patriarca e alla Chiesa Veneta. Signore, ascolta, Padre, perdona, fa che vediamo il tuo amore. Quindi l'appuntamento è per domani mattina alle 11. Per oggi invece è tutto, vi auguriamo una buona serata.